intervenire nelle diverse patologie e nel disagio alimentare. Nella Consensus Conference si è evidenziata quindi l'importanza di evidenziare quindi l'epidemiologia, i modelli organizzativi e, come precedentemente avete già parlato, anche la prevenzione, che è un aspetto fondamentale. La criticità qual è? È che comunque molto spesso c'è una disomogeneità dei criteri diagnostici per tutti i disturbi del comportamento alimentare, preminentemente per i disturbi del comportamento alimentare non altrimenti specificati o sotto soglia, nonostante oggi c'è stata comunque una grande modifica da parte del DSM-5 che ha incluso molti disturbi che precedentemente non erano considerati tali. Vediamo come la prevalenza preminentemente dei disturbi alimentari che noi conosciamo è l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa e il DAI, abbuffata multicompulsiva. Diciamo che le anoressie pure, tra virgolette, quelle restrittive, sono più rare oggi. Nella mia esperienza clinica devo dire che molte anoressie oggi utilizzano dei metodi di compenso, quindi possiamo avere delle anoressie nervose con vomiting, utilizzo di lassativi, iperattività fisica, utilizzo di diuretici. Quindi oggi parliamo di una diagnosi di stato. Come vediamo evidenziato, la bulimia nervosa è comunque il disturbo preminente e anche probabilmente più difficile da scardinare, perché all'interno delle bulimie noi troviamo anche le multicompulsività, ovvero quei disturbi dove sintomatologicamente c'è una migrazione per cui i pazienti passano dall'utilizzo del disturbo alimentare all'utilizzo dell'alcol dipendenza, all'utilizzo di droghe, il gambling e quant'altro. Quindi molto spesso non è identificabile che il disturbo rimane pur modificando l'aspetto. Vediamo che nel 18% abbiamo il binge eating, gli EDNOS, quindi disturbi sotto soglia, mi viene in mente anche per esempio le ortoressie, sono ancora il 19%, mentre le anoressie rappresentano il 31% della popolazione. Vediamo come oggi i disturbi alimentari sono rappresentati nel maschile della bigoressia, ovvero nei maschi quando alcuni pazienti si sottopongono ad estenuanti sedute in palestra oppure utilizzano anabolizzanti. Come avevo precedentemente accennato, anche il DSM-5 ha iniziato a modificare alcuni criteri, per cui l'amenorrea secondaria oggi non è più un elemento determinante per diagnosticare un'anoressia. Per quanto riguarda il DAI, è comunque oggi incluso nel DSM-5 e in assoluto quando si fa una diagnosi di disturbo del comportamento alimentare le tipiche domande che si fanno è l'ideazione sul cibo e le forme corporee, ovvero quanto un pensiero è intenso, frequente, di grande duratura, inerentemente ad una tematica che è quella alimentare, che presuppone poi un comportamento sempre rispetto alla suddetta tematica. Questo è un aspetto molto importante associato ovviamente a parametri antropometrici e a parametri clinici. La trasformazione della patologia ha portato sicuramente una maggior diffusione del disturbo, un abbassamento dell'età dell'esordio. Vediamo che oggi bambine di 9-10 anni si ammalano di disturbi del comportamento alimentare, un po' anche perché sviluppando prima l'idea del corpo e quindi tutti i movimenti psicologici che si muovono intorno alla corporeità precedono quello che invece precedentemente erano delle età un pochino più avanzate, e poi l'aumentata incidenza di altre affezioni psichiatriche in bambini con disturbi alimentari, come per esempio forme depressive, disturbo del tono dell'umore e quant'altro. Oggi si parla di un approccio transdiagnostico. Perché? Perché esiste quella che viene definita migrazione sintomatica, ovvero è molto difficile pensare che un disturbo rimanga in quello stato, è per quello che si parla di diagnosi di stato. Perché? Perché il paziente anoressico può poi evolvere in una bulimia ed evolvere ad esempio anche in un binge eating. È quindi molto importante la precocità dell'intervento, la comprensione del livello dell'intervento di cui in quel momento il paziente necessita, cioè di che cosa ha bisogno in quello specifico momento quel paziente.
appunto la migrazione transdiagnostica è quindi anche l'aspetto più complesso da affrontare. Perché? Perché molto spesso noi vediamo dei disturbi che iniziano ad abbozzarsi, può esserci un prodromo di disturbo anoressico, ma non ha la frequenza di comportamento tale per cui io posso fare una diagnosi precisa. Ovviamente c'è poi tutto quello che è lo spettro psichiatrico all'interno dei disturbi. Vediamo come per esempio nell'obesità e nello spettro delle dipendenze c'è comunque sia un pochino di più sui disturbi non altrimenti specificati, sulle abbuffate multicompulsive, mentre nelle bulimie nervose abbiamo una forte ansia sociale, abbiamo le aree borderline, i disturbi affettivi, lo spettro bipolare. Nell'anoressia nervosa il DOC, disturbo ossessivo compulsivo, e spesso anche lo spettro della cluster A del DSM-5. Quindi fare una diagnosi è molto importante nel comprendere anche una comorbidità psichiatrica e quindi come intervenire rispetto a quel paziente. Non mi dilungherò troppo sull'obesità infantile, ma occorre parlare di questo purtroppo grave problema che colpisce molto l'Italia, addirittura più della Spagna e della Grecia. Noi abbiamo questa incidenza oggi. Vediamo che la prevalenza è raddoppiata tra i bambini tra 6 e 11 e triplicata tra i 12 e i 17 anni. C'è un aumento di rischi per la salute e una stigmatizzazione che influenza l'autopercezione e i rapporti sociali. Parlavate stamattina per esempio del bullismo, del cyberbullismo ad esempio. I trattamenti dietetici riportano il più delle volte al recupero del peso perduto, oltre che poi alla perdita di controllo, perché voi capite che se iniziamo ad intervenire con bambini in età precoce con delle diete molto severe, questo spesso può portare ad una perdita di controllo successivamente. Ed è impossibile mantenere un controllo a lungo termine molto spesso. Quindi molti sono i rischi se la dieta è stretta, ma soprattutto se non c'è un accompagnamento anche psicologico, cioè la comprensione del motivo per cui quel bambino si abbuffa e mangia in maniera disordinata. Da lì, secondo me, è molto importante lavorare inevitabilmente con la famiglia e quindi con tutte le persone che ruotano intorno al bambino, cercando di comprendere gli stili alimentari, il comportamento e lo stile comunicativo a casa. La prognosi è sicuramente fortemente influenzata più che dalla gravità della psicopatologia, dalla tempestività dell'intervento, ma soprattutto dalla continuità delle cure. Perché? Perché ovviamente una volta non si trattavano i disturbi del comportamento alimentare con delle linee guida specifiche perché non si conoscevano, tanto è che molti afferivano ai SERT perché venivano proprio assoggettate a quelle che erano le tossicomanie. Oggi invece ci rendiamo conto che se noi riusciamo ad intervenire entro il 3° anno dall'insorgenza della patologia con delle cure mirate, il paziente nei base headline si è visto che successivamente non solo migliora il comportamento, ma il disturbo alimentare può andare in remissione, evitando quindi un drop out. La rete di intervento si compone sempre di 5 livelli di assistenza, quindi l'ospedalizzazione nei casi più gravi, salvavita come precedentemente è stato detto, il day hospital, quindi la paziente afferisce dalla mattina alla sera con dei pasti assistiti e quindi con tutto quello che poi è l'intervento psicologico e nutrizionale, l'ambulatorio laddove la paziente riesce ad afferire con una temporalità differente, riesce poi a riportare a casa quelli che sono dei comportamenti determinati e accettati all'interno del setting, e poi ci sono le strutture residenziali riabilitative dove il tempo di permanenza è 3-5 mesi. Qualora il paziente necessitasse di un periodo più lungo, ci sono le comunità. La risposta delle regioni ovviamente deve esserci, vuol dire che le regioni necessitano di avere tutti i diversi livelli di intervento e soprattutto presidi ospedalieri capaci di intervenire laddove c'è un rischio vita. Pensiamo anche che la disomogeneità del quadro assistenziale e soprattutto l'assenza di una rete integrata di interventi che cosa producono? Producono la perdita di motivazione del paziente, anche perché noi pensiamo che se 2 presidi sono molto lontani tra di loro, vuol dire che se su una regione l'ambulatorio da una parte piuttosto che l'ospedale dall'altra, piuttosto che il paziente deve percorrere tutta la regione per andare a fare un lavoro di tipo ambulatoriale, non solo ci sono degli alti costi per il paziente stesso, ma poi il paziente molto spesso abbandonerà le cure. Quindi anche questo è molto importante, cioè il fatto che il paziente possa avere dei presidi vicini e raggiungibili.
La continuità delle cure è fondamentale perché ci si deve muovere su diversi livelli. Vuol dire che quando un paziente afferisce, per esempio, il regime ambulatoriale e inizia a peggiorare, deve esserci subito una risposta di tipo residenziale. Qualora le sue condizioni si aggravino, è di fondamentale importanza comprendere dove può essere curato il regime salvavita. Il Ministero della Salute ha istituito nelle buone pratiche di cura dei disturbi del comportamento alimentare, ha sottoscritto un patto, il seguente, vuol dire ha istituito un sito a cui tutti i cittadini possono afferire e scrivere, e questo sito è direttamente collegato ad un numero verde che è attivo 24 ore su 24 sul territorio nazionale, dove le persone possono telefonare e non serve non soltanto per avere delle indicazioni su quali tipi di strutture sono presenti in tutte le regioni d'Italia. Come vedete, la distribuzione è purtroppo molto bassa al sud, mentre troviamo diverse strutture presenti in altre aree d'Italia. E questo significa che molto spesso il paziente deve muoversi anche tra una regione e un'altra. È attualmente gestito dall'ASL 1 dell'Umbria, questo sito è il numero verde, dove viene anche data non solo l'indicazione del presidio più vicino, ambulatoriale, ospedaliero e quant'altro, ma anche è un telefono di ascolto dove il paziente può parlare e trovare dall'altra parte un esperto che può comunque aiutarlo a gestire le sue problematiche urgenti. Questo è il numero verde, è un servizio nazionale, è un servizio anonimo e gratuito che si serve anche delle segnalazioni che vengono fatte dal sito. Purtroppo il numero dei centri dei disturbi del comportamento alimentare è diminuito, con carenze assistenziali notevolissime. Si è visto che dal momento in cui è stato fatto il censimento sulla mappa nazionale e quindi si è verificata l'effettiva esistenza di quella struttura e la multidisciplinarità rispetto a quella struttura, si è visto che in realtà poche erano i presidi che poi determinavano certi tipi di prestazioni. Sicuramente la preadolescenza e l'infanzia sono un'età particolarmente critica, perché comunque abbiamo a livello di struttura personologica a volte dei ragazzi che sono in una fase critica, evolutiva, di cambiamento. Quindi questo è un aspetto importante, perché molte delle strutture censite non accolgono pazienti sotto i 14 anni e molto spesso le stesse pediatrie non sanno come gestire ragazzi di 9, 10, 11 anni, e anche questo è un aspetto importante, per cui si è visto, il Ministero della Salute ha visto che nei 6 centri sentinella che sono stati trovati all'interno della nostra nazione, non tutti avevano tutti e 4 i livelli di intervento. Allora, i parametri del Ministero della Salute per riuscire a comprendere come si lavora con i disturbi alimentari e se si può in un certo senso intervenire in maniera efficace sono l'offerta dei servizi, l'accesso e la continuità delle cure, che è di fondamentale importanza, e l'approccio multidisciplinare. Si è visto che l'offerta di livello di trattamento è abbastanza alta per quanto riguarda l'ambulatorio, mentre nell'ospedalizzazione, nella residenzialità e nelle altre situazioni, quali per esempio un paziente che afferisce dalla mattina alla sera, sono un pochino meno presenti all'interno della regione stessa. L'accessibilità e la continuità delle cure, le NICE dicono giustamente che sono di fondamentale importanza, perché poi il paziente, se si perde, che cosa fa? Interrompe un trattamento e ne inizia un altro da un'altra parte, quindi questo porta anche dei costi sociali fondamentalmente. Quindi è di fondamentale importanza creare anche una rete comunicativa tra i servizi e anche tra le varie regioni, tra i vari professionisti. Quante regioni possiedono una rete completa di assistenza? Vediamo che, per esempio, nel Veneto c'è quasi tutta la rete completa di assistenza, mentre nel momento in cui si va al sud, purtroppo, questa rete di assistenza viene via via diminuendo. La multidisciplinarietà è fondamentale, perché non solo
La multidisciplinarietà porta il paziente ad essere parcellizzato dal punto di vista professionale, ma poi ricostruito nella logica della comprensione dal punto di vista psicologico, nutrizionale, organico. Quindi è molto importante che ogni tipo di intervento sui disturbi alimentari comunque presupponga diverse figure professionali. Come vedete, è anche di fondamentale importanza che quando il paziente afferisce ad una struttura sia presente lo psichiatra, il dietista, il medico, lo psicologo. Perché? Perché è importante comprendere anche se c'è un rischio vita. A me capita, quando faccio le prime visite, talvolta di avere davanti un paziente che è gravissimo e che è totalmente inconsapevole delle sue condizioni cliniche. Quindi a quel punto è necessario avere anche un medico che aiuti a far comprendere al paziente che in quel momento è necessario ristabilire dei parametri vitali prima di pensare ad un intervento di tipo psicologico o quant'altro. Quante strutture dichiarano di sottoporre il paziente a visita medica? Come vedete, molte strutture in questo caso, però nel 31% dei casi ancora abbiamo delle strutture che fanno solo una valutazione psicologica. Consideriamo che questi dati non sono in tutte le regioni, ma considerano solo le regioni che sono state censite dalla mappa e che in realtà sono corrispondenti a ciò che viene dichiarato. La multidisciplinarità, come dicevo, è importantissima, anche perché stamattina parlavate delle abilità a rialimentarsi. È importante che non si faccia soltanto un lavoro di rialimentazione, ma che si lavori sulla cognitività, cioè che si prepari il paziente ad uno step successivo, altrimenti non ci può essere lo spostamento del medesimo paziente, il regime salvavita, in una situazione più completa dove la cognitività, superata quindi ovviamente la fase più critica, può iniziare a riattivarsi con un lavoro di psicoterapia e di psiconutrizione. Questo è appunto le offerte del trattamento multidisciplinare completo con attività psiconutrizionale e riabilitativo, e poi le terapie che vengono erogate. Vuol dire che le attività psiconutrizionali riabilitative vengono fatte nel 42% e non vengono fatte nel 58%, mentre le attività esclusivamente psiconutrizionali nel 9% non vengono erogate, nel 91% vengono erogate. Oggi il lavoro nutrizionale deve comunque considerare un aspetto motivazionale, cioè il paziente deve essere motivato a rialimentarsi. La risposta assistenziale più uniforme è appunto la stabilizzazione di una rete dei servizi dedicati dei disturbi del comportamento alimentare, ma soprattutto un aggiornamento e un'integrazione del database e uno scambio di buone pratiche tra i servizi e di relazione. Come vedete, nei servizi in Umbria gli interlocutori sono la scuola, i consultori, le associazioni, i medici di base, i pediatri e le agenzie sportive. Allo stesso tempo l'ASL deve comunque creare un trade union nel gestire, nello spostare i pazienti a seconda dei bisogni dello stesso paziente, per cui noi per esempio siamo riusciti ad attivare dei posti salvavita in pediatria Città di Castello, dove c'è tutta un'equipe dedicata rispetto a quei posti letto, per i maggiorenni all'ospedale di Umbertide, e questo ci permette poi di lavorare sulla seconda fase di cui vi parlavo prima, che è quella della residenza riabilitativa. Per concludere, noi abbiamo pensato, o comunque sia stamattina ho sentito anche dal dottor Mendolicchio, che è di fondamentale importanza parlare di strutture riabilitative. Vuol dire che all'interno delle strutture riabilitative, che siano comunitarie, che siano residenziali, è molto importante considerare che si fa attività clinica, di ricerca, e questo serve molto anche per la prevenzione. Per quanto riguarda la residenzialità, è un tipo di intervento che viene fatto sui minori, dove la degenza, come dicevo prima, non supera i 5 mesi, poiché si creerebbe una dipendenza da struttura. E poi è importante che il paziente rientri nel suo contesto naturale per riattivare tutte quelle che sono le competenze già precedentemente determinate in struttura. Per quanto riguarda poi il diurno, è uno step successivo dove le pazienti maggiorenni che necessitano di una maggiore autonomia
possono lavorare col TFC, per esempio, che è il trattamento familiarizzazione cibo, piuttosto che stare in un contesto meno contenitivo per verificarsi e sperimentarsi. Per i disturbi da buffata incontrollata si è visto che è necessario avere comunque un tipo di intervento specifico che lavori sul concetto della quantità del mangiare, sul concetto anche corporeo dell'obesità, perché all'interno della stessa struttura non possono essere trattate tutte le patologie insieme. Grazie, spero di essere stata nei tempi.